Presidente Serracchiani, l'ingresso di Palmanova nel patrimonio dell'umanità pone l'opportunità per il Friuli Venezia Giulia di istituire un tavolo permanente del patrimonio UNESCO Friuli Venezia Giulia. Sì, ormai diciamo che abbiamo un numero di siti importanti, Aquileia, Cividale, ora Palmanova, il sito di Palù e le Dolomiti, quindi insomma siamo in grado davvero di avere un percorso importante dentro la nostra regione dedicato ai siti UNESCO, che serve non soltanto per avere la forza e andare a cercare e trovare le risorse pubbliche e private che servono anche per mantenere queste bellezze, ma allo stesso tempo serve anche per fare sistema e quindi far sì che la valorizzazione, la promozione, gli eventi vengano fatti dentro il sistema UNESCO Friuli Venezia Giulia, quindi un tavolo permanente con un confronto costante con la regione, in particolare Promoturismo FVG e ovviamente tutti gli assessorati di volta in volta interessati. Sindaco di Palmanova, riconoscimento UNESCO appena arrivato, adesso inizia la fase operativa, il primo passo da qui in avanti. Il primo passo è far sistema con le altre città UNESCO della regione, far sistema con le città che sono state riconosciute insieme a noi, che vanno da Bergamo a Cattaro, e certamente sfruttare il più possibile questo momento per intanto non fare scemare l'entusiasmo e per trovare nuove risorse per conservare Palmanova e per valorizzarla. Noi facciamo dono. Ma che bravo. Beh, grazie.